Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: denaro, viaggi e regali ai medici che installavano protesi acustiche sui pazienti. Scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione con 22 persone nel registro degli indagati. Tra queste i vertici del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico di Catania. La tragedia di Gaza tocca Catania, ricoverate al Cannizzaro 2 sorelline rimaste ferite nei bombardamenti. Grande l'impegno di tutto il personale per dare sollievo alle ragazzine con i segni dell'incubo subito. A Castelvetrano in migliaia ieri sera hanno ricordato con una fiaccolata Mary Bonanno, l'insegnante uccisa dal marito che poi si è suicidato. A Palermo un'esplosione ha provocato un incendio che ha distrutto un bar gelateria all'Arenella. Incerte le cause dello scoppio. SOS Roghi al cimitero di Catania, circondato da roghi e sterpaglie. Lo scorso ottobre le fiamme avevano minacciato confraternite e lapidi. Ora la storia rischia di ripetersi. Crisi idrica estiva anche quest'anno? La Sicilia è divisa in 2, invasi semivuoti nelle zone occidentali, va meglio nella parte orientale. Il ministro Musumeci rilancia i dissalatori. Cinema, Taormina Film Fest, premio alla carriera per Catherine Deneuve. La grande attrice francese incanta il pubblico, ma dice di non sentirsi diva. Calcio, attesa a breve l'ufficialità di Pippo Inzaghi alla guida del Palermo, Borrelli ed Esposito nella lista delle preferenze del DS Osti. A Catania, con l'arrivo di Nospelligra, si gettano le basi per la prossima stagione. Bentrovati, dunque denaro, viaggi, regali per promuovere protesi acustiche. Scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione che ha portato all'iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati. Fra loro i vertici del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico di Catania. Roberta Lunghi. Denaro contante, viaggi e cene, arredi e attrezzature per gli studi privati offerti a medici e sanitari compiacenti, pur di aumentare la clientela e dunque l'arricchimento della Microfon, la ditta siracusana che fornisce strumenti e protesi acustiche tra Siracusa, Catania e Ragusa. L'inchiesta della Procura di Siracusa, retta da Sabrina Gambino, ha scoperchiato un sistema che svelerebbe un patto tra imprenditori e medici, dove la salute delle persone diventa lo strumento del business e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, tra i quali, come si legge sul quotidiano La Sicilia, anche noti medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, Igola Mantia, ex presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese, e ancora l'otorino Raffaele Azzaro. Tra gli indagati anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ransisvalle, Pasqualino Monea, primario del Santissimo Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. In cambio dei regali promessi dai fratelli siracusani Angelo e Giuseppe Violante e dal cognato Paolo Allibrio, titolari della Microfon, avrebbero attuato comportamenti che arrivavano anche ad attestare in alcuni pazienti falsi problemi di udito per giustificare le forniture acquistate. Come da patto, il denaro in contante sarebbe stato il 15% sugli incassi per i dispositivi venduti, ma tutto è ancora da dimostrare in un'inchiesta che è dichiaratamente solo all'inizio e che promette altri risvolti ed eventuali conferme alle ipotesi investigative. A Palermo i finanzieri hanno sequestrato beni per 300.000 euro a un imprenditore edile accusato di bancarotta fraudolenta. Aveva fatto confluire fondi e proprietà in un'altra impresa sottratti all'azienda fatta fallire. A Catania la storia di 2 sorelline sopravvissute ai bombardamenti nella striscia di Gaza. Sono 2 ragazzine di 15 e 10 anni ricoverate al Cannizzaro con ustioni e ferite agli arti.
Emanuela Corsi. Stremati dalla fame, feriti, uccisi dai raid aerei. A Gaza non si ferma la strage di innocenti. Adam è l'unico sopravvissuto di 10 fratellini. Gli altri 9 sono morti durante un bombardamento aereo che ha colpito la sua casa. Ieri il piccolo di 11 anni è arrivato a Milano assieme alla madre per ricevere le cure. Ma non c'è solo la drammatica storia di Adam. Anche Catania ha accolto 2 piccole superstiti ricoverate da 3 settimane all'ospedale Cannizzaro. Sono 2 sorelline di 15 e 10 anni, arrivate in Sicilia con la madre e un fratello. L'altro assieme al padre sono morti nei bombardamenti. Ustionate e ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario di chirurgia plastica. Sono giunte alla nostra osservazione con ferite da scoppio già trattate sul posto a Gaza e con ferite ancora in corso di guarigione. Si tratta di ferite importanti al gomito, ferite importanti alla regione posteriore del corpo e con piccole ferite sparse, esito di penetrazione di corpi estranei. Non ci sono solo le ferite fisiche, ma anche i traumi della guerra. Sono particolarmente provati. È chiaro che trovarsi in un ambiente come questo per loro è avere anche un'iniezione di ottimismo in un certo senso, un tentativo anche di rientrare alla normalità. È quello che noi stiamo cercando di fare con le nostre pratiche mediche, ma anche un po' con quella vicinanza che possiamo dare a dei bambini che meritano magari una vita più normale. Cosa hanno chiesto a voi medici, diciamo, a quanti le stanno assistendo? Quello che può chiedere un bambino di 10 anni, quello che può chiedere una ragazzina di 15 anni, gelato, magari qualche gadget o comunque la possibilità di potersi interfacciare con il mondo. Chiedono la presenza di internet, chiedono un telefonino con il quale dialogare anche con amici che hanno lasciato forse a casa loro. A Castelvetrano oltre 2000 persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa dal marito che poi si è suicidato. Una sfilata silenziosa che si è conclusa nella chiesa madre per una preghiera comune. Laura Spanò. Era un'amica cara che purtroppo non c'è più, non ci riesco, mi dispiace. C'è una cosa che ancora ricorda di Mary? La sua dolcezza e la sua umanità. Non servono altre parole per commentare quanto sia grande il dolore di chi conosceva Mary Bonanno, l'insegnante uccisa venerdì scorso forse in un raptus dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato. Ieri sera, per ricordare questa donna, questa madre, questa moglie, hanno sfilato per le vie di Castelvetrano oltre 2000 persone, donne e uomini, amiche e semplici conoscenti, molte le colleghe di Mary. Ognuno di loro recava al collo una sua foto e un nastro rosso. La fiaccolata, che si è svolta in un silenzio surreale, è partita da Piazza Escrivà per raggiungere la chiesa madre. Mary era profondamente religiosa, come racconta Don Rino Randazzo. Allora, una donna dedita alla famiglia, al rispetto del prossimo e soprattutto al suo donarsi ogni giorno per l'intera comunità. Proprio il giovedì, prima di morire, aveva fatto il suo l'ultimo servizio alla comunità, alle persone che sono bisognose. Mai più fatti del genere a Castelvetrano e l'impegno del sindaco Giovanni Lentini. Continuare insieme al sistema associativo ad parlare con le donne. Nel contempo dobbiamo riprendere quello che abbiamo fatto l'anno scorso nelle scuole per poter comprendere e soprattutto per poter introdurre ed educare alla cultura dell'amore e non del possesso. A Vittoria, fermato dalla polizia un giovane tunisino accusato del ferimento di un 18enne connazionale avvenuto ad Acate. Ieri sera pare che i 2 giovani si siano dati appuntamento perché la vittima doveva del denaro al suo aggressore. Palermo diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio. La regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime. Manlio Viola.
Diventa retroattiva l'efficacia della norma regionale per il sostegno alle vittime di femminicidio già contestata da Roma. La Regione potrà assumere i parenti o assistere nel percorso di studi i figli delle vittime di reati accaduti in precedenza in Sicilia o anche le stesse vittime di sfregi dovuti a odio di genere. L'emendamento che consente di applicare la norma già varata all'inizio del 2024 ma rimasta praticamente lettera morta è stato approvato ieri pomeriggio dal Parlamento siciliano. Di fatto adesso la disposizione di legge potrà essere applicata anche agli episodi storici di femminicidio avvenuti nell'isola. Insomma, le donne vittime di violenza con sfregio permanente e gli orfani di femminicidio saranno assunti dal comparto regionale. Ma questo ancora non basta, secondo Vera Squadrito, che vive sulla sua pelle una vicenda del genere. Io da vittima di femminicidio in vita, quindi da madre di una ragazza uccisa e che cresce una bambina orfana, vedo ancora oggi delle criticità importanti che desidero segnalarli. Questa retroattività va fatta anche per quanto riguarda i fondi, perché è importante che facciamo sentire la vicinanza anche ai nostri bambini, soprattutto perché vivono un momento molto difficile che è quello di elaborare un lutto. L'applicazione della legge dunque dovrà ancora superare alcuni scogli, primo fra tutti quello del vaglio da parte del Consiglio dei Ministri che potrebbe impugnare la legge, ma la Regione ci sta comunque provando. Esplosione e crollo in piazza Tonnara all'Arenella di Palermo per cause ancora incerte. La notte scorsa è andata distrutta una gelateria e ci sono stati crolli e paura naturalmente anche in una palazzina di 3 piani. Per fortuna nessun ferito. Marco Gullà. Un boato che spezia il silenzio della notte, poi l'incendio, le fiamme, la paura. Notte di panico nel quartiere Arenella di Palermo, un'esplosione seguita da un incendio si è verificata in questa gelateria in piazza Tonnara, coinvolto anche un edificio di 3 piani. L'esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo del solaio della palazzina lacerata dalle fiamme. Una tragedia evitata, sono state evacuate e messe in salvo 2 persone illese da 2 abitazioni dello stabile e non ci sono persone ferite. L'incendio è avvenuto nella gelateria che c'è sotto al pian terreno, solo che appunto la deflagrazione è arrivata dentro casa, nel senso che la parete della cucina si è mollata e sono caduti appunto tutto uno stivetto che c'era con i piatti, è caduto tutto a terra e poi si sono lineate un po' tutti i tetti, ma delle lineature abbastanza gravi. Tanto che io ho pensato per un primo momento, perché stavo dormendo, ho pensato che si trattasse di terremoto, però c'è stato prima un boato veramente forte. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 4:30 del mattino ed è stata avvertita anche nei quartieri limitrofi fra Acquasanta e Vergine Maria. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, anche per effetto dell'inesistente traffico di quell'ora. Scientifica e inquirenti a lavoro per capire la dinamica, se si tratta di un cortocircuito o se possa esserci stata una mano esterna a provocare l'esplosione. SOS incendi stavolta a Catania. Nel cimitero circondato da rovi e sterpaglie lo scorso ottobre le fiamme avevano minacciato confraternite e lapidi e adesso la storia rischia di ripetersi. Tonino De Mana. Il rischio di rivedere queste apocalittiche scene è elevato. 1 ottobre 2024 un vasto incendio incenerisce diversi ettari di terreno e lambisce il cimitero di Catania. A distanza di 8 mesi la storia si potrebbe ripetere con le sterpaglie che hanno ripreso il sopravvento al confine con il parcheggio del Divino Amore. Per la verità una prima avvisaglia c'è stata, ma per fortuna è andata bene. Le fiamme in questo caso hanno incenerito soltanto una porzione di terreno a ridosso della strada. Ma l'emergenza attorno al Camposanto esiste e l'abbandono delle aree esterne preoccupa tutti. Queste le condizioni di Fondo Romeo, trasformato in una mega discarica a cielo aperto. Immaginate se da queste parti dovesse scoppiare un incendio. Tra la strada pattumiera e il cimitero scorre il torrente Acquicella, ma le faville incandescenti potrebbero comunque raggiungere lapidi e tombe dove ci sono ampie aree di vegetazione secca. Molte zone del cimitero versano in abbandono. Sul passaggio stradale c'è anche una bella pedana in mostra. Nella parte alta, all'altezza degli uffici della multiservizi, restano inspiegabilmente chiusi i servizi igienici e anche qui il degrado è sotto gli occhi di tutti. Intanto, dopo un nostro servizio denuncia, è stato finalmente ripulito il campo comune. L'area è decisamente più decorosa, anche se rimane disordinata, con lapidi e marmi disseminati qua e là.
Restiamo a Catania. Dopo il dissequestro dell'area interessata all'esplosione del 21 gennaio causata da una fuga di gas e della successiva esplosione che aveva sventrato 2 palazzine, sono state riaperte al traffico le strade adiacenti a via Galermo. Conclusi i sopralluoghi da parte dei consulenti nominati dal Tribunale, è stata coperta l'enorme buca che per il momento rimane, come avete visto, comunque transennata. Nella zona, eccola qua, è stata ripristinata anche l'illuminazione pubblica, facendo tirare un sospiro di sollievo ai residenti che per quasi 5 mesi hanno dovuto fare i conti con l'oscurità senza luce. Invasi semivuoti in Sicilia occidentale, va meglio nella parte orientale dell'isola. Torna l'incubo siccità per l'estate 2025? E questa è la domanda. Il ministro Musumeci rilancia i dissalatori. Luca Ciliberti. Una Sicilia spaccata in 2 sul fronte della carenza idrica. Gli esperti sono certi non sarà un'estate drammatica come quella del 2024, ma il livello di attenzione deve restare alto perché i problemi per le campagne sono tutt'altro che risolti. Se in Sicilia orientale le piogge hanno mitigato la crisi alimentando le riserve e le falde acquifere, nella parte occidentale dell'isola la situazione resta critica. Palermo, Agrigento e Trapani le situazioni a rischio. Gli invasi, anche a causa dei mancati collaudi, si riempiono solo in parte. Le perdite durante l'erogazione poi non consentono agli agricoltori di dormire sonni tranquilli. La regione rispetto allo scorso anno ha realizzato più di 200 pozzi, il 50% delle condutture è stato riparato, ma le reti idrauliche ormai obsolete da sostituire sono complessivamente 900 km, un sistema di scorrimento delle acque a pelo libero che serve oltre 900.000 ettari di superfici. Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo ha incontrato le categorie di settore illustrando gli interventi a breve, medio e lungo termine, facendo il punto anche sugli invasi. Le perdite pesantissime e i danni irreversibili sono ancora ferite sanguinanti sulla pelle dei produttori e degli allevatori, i comparti cerealicolo e zootecnico tra i più colpiti. Le associazioni chiedono a livello istituzionale che si programmi bene la distribuzione perché l'acqua va governata con parsimonia, altrimenti finisce o si disperde. Durante l'ultimo question time alla Camera, il ministro Musumeci, rispondendo a una domanda di alcuni deputati del Partito Democratico sulle azioni contro l'emergenza siccità nel Mezzogiorno, ha ricordato che il commissario di governo per la crisi idrica Nicola Dell'Acqua è stato incaricato della realizzazione e messa in esercizio entro la stagione estiva 2025 di impianti di dissalazione in Sicilia presso i siti di Porto Empedocle, Gela e Trapani. Voltiamo pagina. Banksy, realismo capitalista, l'arte in assenza di utopie. È la mostra che Modica dedica all'artista britannico più di 100 opere, documenti e materiali originali con i quali l'esponente della street art racconta le contraddizioni del nostro tempo. Veronica Barbarino. Le sue incursioni artistiche appaiono nei luoghi simbolici dei conflitti o nei centri del potere economico e mediatico. I suoi messaggi scuotono, interrogano e non lasciano indifferenti. È l'artista britannico Banksy. Ora e fino al 2 novembre le sue opere a Modica in realismo capitalista, l'arte in assenza di utopie, all'ex convento del Carmine. Si chiama realismo capitalista, che è un concetto di un filosofo britannico che si chiama Mark Fisher, perché se guardate l'arte di Banksy scoprite che non c'è il futuro. Banksy rappresenta solo il presente e, come molti sanno, una critica al presente su diversi fronti. I spettatori scopriranno che Banksy non ha solo dipinto sui muri, ma anzi forse ha fatto più opere per il mercato che opere per la strada. Oltre 100 opere, documenti e materiali originali con cui l'artista, con la tecnica distintiva dello stencil, restituisce il presente così com'è, crudo, spietato, ma anche tenero e disarmante, e denuncia guerre, disuguaglianze, consumismo e le contraddizioni del nostro tempo. Le sue opere sono una voce critica alla società contemporanea, che però forse lascia spazio anche alla speranza, racchiusa nell'innocenza di una bambina che fa volare un palloncino rosso a forma di cuore. Simbolica questa immagine. Passiamo al cinema. Dice di non essersi mai sentito una diva Catherine Deneuve alla 71esima edizione del Taormina Film Fest. La grande attrice riceve il premio alla carriera e incanta tutti con la sua classe. Desiree Ferlito. Classe e raffinatezza da vendere, un'altra diva del cinema approda a Taormina, accendendo la passerella del Film Fest, aggiungendo eleganza.
Catherine Deneuve al Festival del Cinema riceve il premio alla carriera e presenta il film di Eric Hu. La diva francese racconta il suo legame con l'Italia, la carriera e l'amore per il cinema del bel paese. Io amo molto il cinema italiano, come il cinema giapponese è molto differente, ma è più vicino all'Italia veramente che l'Italia alla Francia. Non so, penso che si parla ancora di più del film italiano, ma a me mi piace molto il cinema italiano, sì. Spirit World, la festa delle lanterne, è il titolo del suo ultimo film ambientato in Giappone. Sarà nelle sale dal 26 giugno. Un drama fantasy che fa da ponte tra la cultura materialistica occidentale e la spiritualità di quella orientale. La Deneuve interpreta un insegnante di canto. Credo che ci sia musica nella vita di tutti i giorni, risponde l'attrice con l'ironia di chi vuole schivare le banalità e a chi le chiede appunto del suo rapporto con il canto. In famiglia, dopo sì, si cantava molto a casa, dunque era una cosa abbastanza naturale. Una volta avevo preso un taxi e quando siamo arrivati dove andavo ha detto non paga, e ha detto perché lei ha cantato, più nessuno canta. Volto intramontabile del cinema internazionale, celebra la sua carriera ma mai se stessa, e a chi le chiede se si sente una diva, la Deneuve risponde così. Una diva? No, mai, no. Se non è diva lei, è il momento della nostra pausa. Tra poco per il calcio a Palermo l'arrivo di Inzaghi, a Catania Pelligra che programma il futuro della squadra e poi l'editoriale. Vi aspetto fra pochissimo. Calcio a breve, Pippo Inzaghi sarà ufficialmente rosanero. Si attende il comunicato del Palermo. Sul mercato piacciono Borrelli ed Esposito. Il servizio è di Marco Gullà. È ormai questione di ore per la fumata bianca. Pippo Inzaghi ha trovato ieri l'accordo definitivo con il Palermo, biennale più un altro anno in caso di Serie A, e il club siciliano a breve diramerà il comunicato dell'ingaggio. Al Pisa andranno circa 800.000 euro. Il Palermo ha quindi pagato la rescissione di Inzaghi con i nerazzurri. Il tecnico aveva ancora altri 2 anni di contratto e ora inizierà a fare mercato sulle richieste dell'allenatore. Per l'attacco potrebbe tornare d'interesse Gennaro Borrelli del Brescia, soprattutto considerata la brutta situazione del club di Cellino, che per altri potrebbe rappresentare un'occasione. Su di lui però ci sarebbe anche il Pisa pronto alla Serie A. La situazione contrattuale del calciatore potrebbe infatti portare a un acquisto a prezzi modici o addirittura a un parametro zero. Borrelli, classe 2000, è una punta centrale pura e nell'ultima stagione ha realizzato 6 gol e 2 assist in Serie B. Per il centrocampo occhi su Sebastiano Esposito dello Spezia. Il regista sarebbe in cima alle preferenze di Pippo Inzaghi. Se ne parlerà la prossima settimana. Il DS rosanero Carlo Osti è pronto a formulare un'offerta. Arriva oggi in città il presidente del Catania, Ross Pelligra. Fitto il calendario degli appuntamenti per la programmazione della prossima stagione. Francesco Triolo. Entra nel vivo la fase programmatica del Catania in vista della prossima stagione. L'arrivo di Ross Pelligra previsto per il pomeriggio. La serata di oggi mette in moto tutta la macchina rossazzurra che sino ad ora ha lavorato per presentare al proprietario del club tutti i fascicoli aperti. Da domani calendario di incontri fittissimo per il numero 1 del Catania, a cominciare da quello con Vincenzo Grella, il vicepresidente, il suo braccio operativo. Quindi sarà la volta dell'allenatore Mimmo Toscano, con il quale sembra scontato che il rapporto debba continuare, e con il direttore generale Alessandro Zarbano, poi con Ivano Pastore. Proprio il rapporto con quest'ultimo è quello che deve essere definito in maniera chiara. Pastore da gennaio ha affiancato il direttore sportivo Daniele Faggiano nel mercato di riparazione da collaboratore dell'area tecnica, un mercato che ha portato il rossazzurro Dini Allegretto, Frisenne e Dalmonte, Del Fabbro e De Paoli, risolvendo gli accordi con Chirico e Rapisardo e formalizzando le cessioni di Adamonis, Castellini, Carpani, Verna, Zanellato, Costantino e Chiarella, D'Andrea e Popovic. Da capire se a Pastore adesso, con l'addio di Faggiano ormai scontato ma da ufficializzare, verrà offerto il ruolo di direttore sportivo, oppure se lo stesso Pastore verrà confermato con la stessa funzione di collaboratore dell'area tecnica e quindi verrà ingaggiato un nuovo direttore sportivo. In quest'ultima ipotesi si aprirà il Totonomi. Sul fronte giocatori invece i nodi maggiori sono quelli di Cicerelli, per il quale non è scattato l'obbligo di riscatto da parte della Ternana, che quindi torna al Catania, mentre la stessa società umbra potrebbe ancora riscattare Cianci avendone l'opzione e non l'obbligo.
Vediamo se abbiamo capito bene. Apparecchi per sentirci meglio prescritti ai pazienti da otorinolaringoiate di Catania, Siracusa e Ragusa, prodotti sempre dalla stessa ditta in automatico. Così l'azienda fornitrice di protesi acustica vendeva di più e guadagnava di più. In cambio ai medici poteva arrivare denaro contante, il 15% dei dispositivi venduti, a quanto pare la tariffa consueta, oppure attrezzature mediche, ma anche arredi per gli studi privati e poi, perché no, viaggi, pranzi, cene e pure fondi per sponsorizzare eventi. Certo, se l'inchiesta aperta dalla Procura di Siracusa, che vede già 22 indagati, dovesse trovare conferme, se non addirittura coinvolgere altro personale medico, saremmo di fronte, francamente, a uno scandalo davvero intollerabile. Sono 6 milioni in Italia, il 10% della popolazione, i cittadini che l'anno scorso hanno dovuto rinunciare a curarsi per difficoltà economiche oppure a causa delle lunghe liste d'attesa. In Sicilia sono il 7% delle nostre famiglie. E non c'è bisogno di ricordare lo scandalo dell'azienda sanitaria di Trapani. Ne abbiamo riferito più volte, sui clamorosi ritardi dei referti oncologici, oppure la strigliata di ieri del governatore Schifani per le lentezze della burocrazia, che ha fatto accumulare 200.000 esami medici rinviati a chissà quando. Non sarebbe necessario, perché un'ascoltatrice catanese ci ha appena fatto sapere che in ospedale a Catania le hanno proposto l'appuntamento per una colonscopia nel 2027. No, non nel 2026, nel 2027, avete sentito bene. A pagamento otterrebbe l'esame in 10 giorni più o meno. Ma lei è in difficoltà, non se la sente di sborsare 200 euro per sapere di che cosa soffre e probabilmente rinuncerà. Fortuna che non ha pure problemi di udito e non si è rivolta al Policlinico di Catania, e non è una battuta. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.